È trapelata in questi giorni la notizia di una vostra, chiamiamola, sperimentazione in fatto di treni o comunque volontà anche di treni che viaggiano a 1200 km/h, mi corregga se sbaglio. È vero e come state procedendo su questo fronte? Noi abbiamo avuto contatti già qualche anno fa, la vicepresidente Verdi è stata anche a Los Angeles, negli Stati Uniti, a vedere il treno non più tardi di un paio d'anni fa. Ho proposto al governo di valutare di fare un tratto sperimentale, almeno in questa fase per le merci, e stiamo parlando ovviamente di una soluzione avveniristica che si sta pian piano facendo capolino nel mondo, e penso che ci possano essere tutti i presupposti con il PNRR di collaudarla e avere un tratto merci per il Veneto che potrebbe essere assolutamente un grande modello, che poi magari può essere anche replicabile. Sarebbe un tesoro per noi come Veneto, che siamo molto intasati nella viabilità. Io ho proposto al ministro Giovannini di riprendere in mano velocemente anche quello che è il treno delle Dolomiti, che potrebbe essere insomma un bel segnale, pensare patrimonio dell'umanità Dolomiti, Cortina sede delle Olimpiadi, e fare questo tratto Venezia-Cortina con l'idrogeno. Ovvio che non è una roba che si fa domani mattina, ma è altrettanto vero che arriverà in futuro. Se la facciamo per primi è meglio. Sì, perché poi sono 3 siti UNESCO, cioè stiamo parlando di Venezia e la sua laguna, Prosecco, Collina del Prosecco, e poi ovviamente le Dolomiti.